oggi le nostre aziende sono molto portate ad affrontare dinamiche sulla sostenibilità ambientale, sul cambiamento climatico, sono cose fondamentali, la stessa azienda nostra ne è coinvolta. Io volevo provare anche a dare un punto di vista un po' diverso, l'ho chiamata quasi sostenibilità umana, ma è quasi una battuta, nel senso di aiutare invece anche l'imprenditore stesso, nel caso della domanda, a cercare di interpretare il suo momento, come tenere vicini anche i collaboratori, come tenere vicini i familiari che potrebbero dare un senso, una continuità al lavoro che è stato fatto precedentemente, e quindi inserire anche questi punti di vista diversi, che è quello appunto di una contaminazione culturale, come si dice oggi, che però ci aiuta non è una distrazione rispetto all'impegno quotidiano nelle nostre aziende, ma è un arricchimento incredibile di relazioni, di opportunità, di stimoli, di idee, e che penso che insomma ci facciano vedere anche noi imprenditori un po' meno focalizzati solo sulla produzione e sull'attività di gestione aziendale, ma anche nei confronti di nuove generazioni di far capire che non siamo proprio così inetti dal punto di vista anche di queste sensibilità, diciamo, rispetto agli aspetti un po' più culturali e intellettuali delle nostre persone. Anche perché lei magari non avrebbe mai immaginato di occuparsi di arte moderna. No, io sono un ignorante quasi totale. L'unica cosa che penso di avere è quel minimo di sensibilità per capire che qualcosa di bello viene fuori da queste iniziative, e penso che sia stato anche condiviso da chi è venuto qui. Officina Malanotte non vuole essere un progetto show, un progetto che vuole stupire, è un progetto molto tranquillo, parte con numeri molto piccoli, con queste persone che stanno con qualche discrezione anche a vivere il territorio, ma proprio perché non c'è bisogno di creare l'evento eclatante, c'è bisogno invece di vivere, di lasciare che il tempo anche maturi alcune cose e non per forza pretendere che il risultato avvenga nei tempi stretti a cui siamo abituati. Questo è l'agricoltura che te lo insegna, il nostro mestiere che ti insegna che devi avere una visione di lungo periodo, e quindi anche in questo caso l'Officina Malanotte ha questa tendenza ad essere un piccolo inserto che non vuole fare chiasso, che vuole solo in maniera quasi silenziosa seminare qualcosa. Allora, tecnicamente Officina Malanotte è un progetto di residenza artistica, così ho imparato anch'io che si chiama, e quindi una residenza ad invito fatta da una struttura professionale che è data da un curatore, Daniele Capra, da un direttore artistico, da un ufficio stampa, che invita degli artisti a venire nel paese di Tezza, in particolare nell'ambito della nostra bottega, come amo chiamarla, a trascorrere 3 settimane del loro tempo e del loro lavoro, vivendo il luogo e la comunità che lo circonda come fosse proprio un luogo di lavoro, che non è scontato per un artista, perché spostarsi dal proprio studio, che diventa un po' anche una logica quasi di una tana dell'animale, non è proprio così semplice per un artista fare questo, però è la chiave di volta del progetto.